Salutiamo Lucio Battisti con questa supermarket un po' così, un po' divertente, un po' tra le righe, mettiamola così, ed entriamo nella seconda parte del Bosco dei Sogni. Siamo al telefono in collegamento da un continente lontanissimo, c'è anche il fuso orario, vero Andrea? Fuso orario ampio. Buonasera a tutti, eccomi. Eccolo qua, il nostro Andrea Massimo Galderisi, musicista, da pochissimo uscito con un nuovo singolo con il duo, appunto i Gem. E salutiamo l'altra parte del duo, Camo? Riferisco, Ok. è come fosse qui con noi. Intanto complimenti a voi due per i vostri passaggi musicali, devo dire non da poco, perché essere anche arrivati finalisti al premio Lunezia non capita tutti i giorni, quindi veramente complimenti vivissimi. Grazie dei complimenti. Sì, per noi il premio Lunezia è stata un'esperienza che ci ha ovviamente aperto un mondo e ci ha insegnato tantissimo, oltre a aver conosciuto artisti e persone fantastiche. Sì, è una finale e quindi le finali preferirei vincerle, però ci ha arricchito tantissimo e ci ha dato ulteriori stimoli già presenti, diciamo che li ha amplificati per creare, scrivere e dare il massimo del nostro potenziale, ecco. Per chi mi sta scrivendo o per il nostro direttivo che magari sono sbiancati, Andrea è in collegamento da Padova, non preoccupatevi, è qui a Padova, non lo sapevo, se no lo invitavo direttamente di persona, quindi ci ho scherzato un po' su. Ok, caro Andrea, leggendo poi il vostro percorso musicale, il vostro conoscervi, il vostro incontrarvi, mi piace perché si legge questo, cioè l'incontro era già nell'aria, non è avvenuto subito, vi siete prima per così dire un po' annusati e dopo vi siete incontrati e conosciuti come già in sintonia, è andata un po' così. Sì, musicalmente parlando, sì, noi siamo cresciuti con gusti musicali molto simili. Lui è maestro di pianoforte, è diplomato al conservatorio, io suono la chitarra da 20 anni, anche lui, il pianoforte, quindi insomma strumentalmente, musicalmente parlando abbiamo iniziato tanto tempo fa e è nata prima l'amicizia, grazie alla musica tra l'altro, perché avevamo un gruppo vecchio che avevo fondato e serviva un pianista con i contro. E là nel 2000 e non mi ricordo che anno ci siamo conosciuti e poi esatto, musicalmente siamo cresciuti insieme, sai, condividendo questa passione pazzesca finché non abbiamo deciso di mettere insieme il materiale e portare tutto in studio e iniziare il progetto, che tra l'altro di quel materiale ne è arrivato poco perché abbiamo scritto tutta roba nuova, quindi siamo molto contenti. Il nostro percorso nasce così, ecco, sì. È stato un affiatarsi, è stato un sgrezzarsi, quindi con il materiale presente in quel momento, per poi passare a una vera e propria identità. Ed è anche per questo che appunto abbiamo potuto parlare del prestigioso premio Lunezia, nel senso proprio della finale, perché comunque avete completato, tirato fuori la vostra identità musicale. Che sai, il bello è che si vede, nel senso, si sente nei vostri singoli, ma si vede anche nei vostri video. La personalità c'è tutta. Sì, noi allora diciamo che siamo noi stessi. Ovviamente poi noi ci divertiamo, è la cosa più importante quella, sia a scrivere che a registrare, a fare i video, a suonare dal vivo. È un insieme di cose che va in sintonia con la nostra amicizia, quindi la personalità sì, penso si possa notare, noi siamo quelli, nel mondo d'oggi è difficile capire, secondo me, quando c'è sincerità o quando una persona è costruita, perché comunque chi è costruito lo fa molto bene. Noi siamo questi, quello che vedete, noi siamo così, se usciamo a bere un aperitivo, noi siamo questi anche fuori a bere un aperitivo, quindi alla fine così è molto più semplice perché non c'è bisogno di mettere il stage persona o di recitare, quindi sono d'accordo con te. Nudi e crudi, nel senso siamo così, non abbiamo bisogno di perpetrare nel tempo un'immagine o qualcosa che potrebbe anche scaderci addosso, nel senso incollarcisi addosso.
a livello di immagine e anche a livello di musica. Il Certo. nostro modo di scrivere è molto sincero, che sono canzoni che nascono e le bene o male arrivano all'album che uscirà come sono state scritte. Non facciamo tanti giri sopra, ci sono degli abbellimenti, ovviamente c'è il lavoro dietro in studio, però questi siamo anche musicalmente, quindi è un'identità che a noi fa molto piacere avere, perché è bello che ci si riconosca, ecco. Ok, i nostri ascoltatori iniziano già a scrivermi anche per questa seconda parte del Bosco dei Sogni e la prima domanda fondamentale ce la fa proprio Susi che ci scrive: Max, puoi ripetere il nome del duo? Ciao Susi, ci chiamiamo Gam e il nostro ultimo singolo si chiama Come nelle vene. Ok, Gam Quindi con se la vai su A. YouTube e scrivi Come nelle vene ci trovi subito. Ok, possiamo anche dire un po' Gam. il significato, se eventualmente c'è, di questo Gam. Per 6 mesi, allora, durante tutta la promozione di Senza Meta, che è il brano che è arrivato in finale a Premio Lunezia, Certo. avevamo nascosto e non volevamo dirlo. Adesso abbiamo deciso di dire che sono i nostri cognomi e la A in mezzo è il classico and in inglese, quindi è molto semplice. Sono i nostri cognomi. Ok, beh, effettivamente lasciava adito a chissà quale possibile interpretazione questo GAM, chissà, beh, insomma, una fusione di cognomi, ci sta, un quasi acronimo. Diciamo una cosa, Come nelle vene è uscito da pochissimo, metà marzo, 17 marzo. Di Sì. cosa parla, visto che parliamo anche di un album a questo punto? Sì, è il nostro secondo singolo dall'album che uscirà più avanti. Vi aggiorneremo sui nostri social. E Come nelle vene è stata scritta in pandemia. Tema centrale, per riassumervela, è un po' il karma, no? Tutto scorre, tutto passerà, immaginate il cuore che pompa sangue e il sangue ritorna in quel punto lì. Decidiamo noi, bene o male, come vivere le nostre vite e che decisioni prendere. Quindi c'è un po' di karma e c'è un po' di, in inglese, self-consciousness, Sì. e va a trattare proprio sul quotidiano. Noi ci identifichiamo molto in questa canzone perché abbiamo capito perché per noi stessi funziona così. C'è un destino, però la maggior parte delle nostre scelte sono in mano a noi e la vediamo in questo modo in generale, ecco. Certo, la scelta di essere noi stessi, ok? Di essere coerenti con il nostro modo di essere, il nostro sentire, alla faccia del destino, che sicuramente qualcosa di scritto c'è già, ma noi lo possiamo un po' anche sovvertire con il nostro atteggiamento nei confronti della vita. Questo è un po' il succo di Come nelle vene. E sai cosa, Andrea? Andiamo ad Sì. ascoltarcelo, dai, ascoltiamocelo. Come nelle vene. A tra poco. Bene o male, tutto scorre e tutto tornerà. Caro Andrea, ma ti è proprio capitato nella vita allora di dirti ma sì, tutto scorre e tutto tornerà? Caratterialmente ognuno di noi è diverso, no? Io sono uno che ci tiene, che è preciso sulle cose per me importanti, e a volte servirebbe dirla questa cosa, dire ok, respira, c'è un problema, posso risolverlo? Lo risolvo, quindi non è un problema. C'è un problema, non posso risolverlo, non è un problema. Sarebbe da usare più spesso come frase, ecco. Quindi sto iniziando a farlo. Pensa un po' che c'è uno dei nostri ascoltatori che, allora, io ti ho detto, caspita, si sente un po' di coro da stadio, ok? Adesso ne parliamo anche un attimino con la cosa bellissima che mi hai detto. Ecco, un nostro ascoltatore mi ha detto, si sente un po' una sorta di spolverata sopra di quella anche spensieratezza iniziale di Tricarico. Cosa dici? Wow, beh, intanto un complimento. Ci piace parecchio come artista e è un bel commento. Non saprei bene dove mettere le nostre canzoni, a chi assomigliano, se c'è quella spensieratezza. È bello che lo trasmetta agli ascoltatori, ognuno ha qualcosa da dire, quindi tutto può essere, ecco. E invece quello che mi stavi dicendo al telefono, per quanto riguarda i bambini? Ma ci sono, appunto, sta succedendo questa cosa bellissima che ricevamo su Instagram, dei vocali
dei papà o delle mamme che tengono il telefono, che registrano i figli che cantano il coro iniziale, e ci dà una gioia immensa, perché la musica è per tutti, e siamo partiti con l'idea di fare musica senza avere un target o un audience o mirare a un certo tipo di... Noi volevamo fare musica, appunto, e sapere che i bambini, ma piccoli, quindi non so, magari 3, 4 anni, 5 anni, 6, 7, quello che è, ci cantano la nostra canzone, ci riempie di gioia. E a proposito di album, che aria tira dalle vostre parti? Nel senso, come lo senti, come lo percepisci questo album nella sua interezza? È un album che, allora, questo è il secondo singolo, adesso usciranno i prossimi, a tempo debito. È un album per noi completo, che va a trattare tante tematiche personali, quotidiane, in cui la gente si può rivedere, dall'amore, che è un classicone, dalle difficoltà, al periodo che abbiamo passato, a come guardare in avanti verso il futuro e come lo facciamo noi. C'è una canzone per mia mamma che si chiama, che l'ascolterete. Ok. E quindi è un album abbastanza completo, e saranno 10 canzoni, e siamo fieri di questo lavoro, e quando lo ascolterete secondo me ognuno avrà un'idea diversa, giustamente, per poter dire questo è un album che trasmette quello che trasmetterà, quindi positivo, negativo, costruttivo. Sicuramente c'è dell'impegno vero a livello sentimentale e ovviamente anche tecnico, però abbiamo dato quello che sentivamo, e quello che sentirete è la verità nostra. Parlando con te, iniziando un pochino a conoscerti, si sente che tedi molto di più a vivere il momento, a essere presente nelle cose, a non essere troppo vincolato da aspettative o da cose passate. Per quanto riguarda il percorso del premio Lunezia, ve lo sareste mai aspettato di parteciparvi? E com'è stato allora arrivare in finale? C'è stata emozione da parte tua, da parte vostra? Allora, partendo con la prima, noi no, non ce la saremmo mai aspettata, perché non ci siamo fatti aspettative di dire dobbiamo arrivare a un premio importante, dobbiamo, no. Poi dopo le cose succedono, e le prendiamo appunto giorno per giorno, preparandoci al meglio. Per quanto riguarda come è stato il percorso, abbiamo imparato tanto dagli artisti con noi, tutti emergenti, da Noe Tommasini, che poi è la ragazza che ha vinto con una canzone che secondo me è la canzone più bella del 2022, Sì. italiana, che si chiama Egonauta, andate ad ascoltarla, di Noe Tommasini. Abbiamo imparato tanto da queste persone, e soprattutto anche a livello umano, e anche ognuno ha il suo modo di scrivere, ognuno ha il suo modo di interpretare, di vivere la vita. Abbiamo tutti un'idea diversa, però è stato bello riuscire comunque a trasmettere il positivo della cosa, e poi è un privilegio essere lì. La finale è stata emozionante. Da Ulla c'era Noemi, c'erano artisti importanti, Noemi, il 3, c'era Malgioglio, chi più ne ha più ne metta, insomma la Rai è un insieme di cose che ci fa crescere, ci ha fatto crescere e prendere le cose ancora più seriamente, e poi c'è stato un bel riscontro, perché arrivare in finale è una soddisfazione. Altro che se lo è. Il titolo stesso è già di per sé particolare, Senza meta. Come è nata questa Senza meta? Cosa vi ha comunicato già voi a livello musicale di messaggio? Ma noi è una canzone che abbiamo scritto, che riguarda un po' la nostra preoccupazione per il futuro, cioè siamo tanto impegnati ogni giorno a puntare a essere i migliori di quello a fianco a te attraverso i social, però in verità non ci basiamo su nulla. Cioè, se noi chiudiamo i social, se domani dovessero chiudere i social, tante persone farebbero fatica, perché chiuderebbe una realtà che è una realtà virtuale. È tutto andare senza meta, è un punto di arrivo che secondo me in questo momento stiamo confondendo dalla realtà. Poi c'è stata la pandemia, quindi abbiamo avuto modo di stare, insomma, come tutti, 3 mesi a casa, o quelli che erano, a scrivere, a riflettere. È stato il frutto di un insieme di pensieri, alla velocità in cui il mondo si sta sviluppando oggi. C'è questa crescita tecnologica esponenziale e certi studi lo dicono, che sta danneggiando psicologicamente i più giovani o chi ne fa una dipendenza. Anche tante persone importanti al mondo lo stanno avvertendo su YouTube.
Quindi senza meta parla di questa superficialità che abbiamo nel voler apparire, essere qualcuno, e tante volte non si sa fare qualcosa di vero e reale. C'è un artista, o ci sono più artisti che hanno influenzato il tuo fare e voler fare musica e sentire di fare musica nel cuore? Sì, beh, allora parlo anche per Camillo, per Camo. Sì. Noi, i nostri genitori ci hanno messo lo strumento in mano da giovani, quindi giovani. Camo ha suonato, lui era un folle ed è ancora oggi un folle per i Queen. Io per i Led Zeppelin e per i Red Hot Chili Peppers, e chi più ne ha più ne metta, Muse. Gli italiani siamo cresciuti con Battiato, i Subsonica, non la classica canzone italiana, e veniamo fuori come ci ispirano gruppi internazionali, e per me, ti dico, dai primi del 2000, mi ricordo quando è uscito Californication, l'ho ascoltato 20 volte e ho detto, questo, io voglio fare questa cosa qua. Quindi, citando il libro Jack Frusciante uscito dal gruppo, nel tuo caso, grazie ai Red Hot Chili Pepper, sei entrato quantomeno nella musica e poi anche nel gruppo, quindi ok. Sì, diciamo che per me loro, per Camo, i Queen, poi dopo qua potrei farti una lista di ore e ore, principalmente che sono due generi che non c'entrano neanche troppo con la musica che facciamo noi, però l'ispirazione viene da lì. Infatti l'ispirazione non è copiare, l'ispirazione è essere ispirati a seguire la propria strada nella propria modalità. Ok, come sorta anche di ringraziamento verso questi grandi artisti che ci hanno colpito così tanto. Allora, ascoltiamoci il singolo di cui abbiamo parlato adesso, Senza Meta, e a tra poco. Torniamo in diretta al Bosco dei Sogni. Max Ungaro, la seconda parte. Siamo in chiusurissima. Contatti per chi vi vuole un po' incontrare attraverso il mondo cosiddetto social, conoscere, seguire. Per quanto riguarda Instagram, cercate Gam Official Music, Facebook uguale, e YouTube io consiglio di scrivere il singolo che volete sentire, quindi Come nelle vene, Gam, e viene fuori subito la nostra canzone. E quindi vi aspettiamo sulla nostra pagina Instagram e Facebook per domande. Noi siamo dei nerd, ci piace comunicare. Dal vivo vi si potrà o vi si può vedere? Sì, assolutamente. Quest'estate adesso comunicheremo sempre sui social le nostre date e andremo in giro a suonare e a fare un po' a far saltare un po' e a divertirci e a stare tutti assieme e passare delle belle serate. Ti leggo anche gli ultimissimi messaggi che sono arrivati, tra tutti pesco proprio gli ultimi, guarda, l'129 finale. In entrambi i pezzi ci sento un po' di elettropop francese. Sarà che mi piace, non me ne intendo, comunque bravi ragazzi, firmato Oli. Grazie Oli, sì, c'è, a noi piace molto, ci piacciono molto gli M83, ci piacciono molto gli Air, sì, ci hai sentito bene. 044 finale. Ciao ragazzi, ammazza come si sentono le influenze dei Subsonica, complimenti per la musica e soprattutto per tenere fede a quello che siete, grandi Mary. Grazie mille Mary, i game sono con te, continuo ad ascoltarci, i prossimi singoli sono ancora più belli. Senti un po', un'ultimissima cosa, un messaggio che ti va di condividere con i nostri ascoltatori, quello che un po' hai sentito in questo incontro radiofonico con noi. La cosa per noi più importante è ovviamente la musica, è principale, però ci piace il rapporto, la sincerità, l'umanità, se si può dire. Ci piacerebbe tanto che non si perdesse e che tutti fossimo e rimanessimo sinceri per quello che siamo in qualsiasi cosa facciamo, dal lavoro alla famiglia, cerchiamo di dare meglio di noi stessi, che è un periodo, anche se è un periodo duro, abbiamo tanto da dare e possiamo migliorare. Via le maschere e il mondo diventa comunque un luogo e un posto migliore.
Caro Andrea, grazie di cuore per esserci venuto a trovare al Bosco dei Sogni. Grazie a voi, un Mi- abbraccione a tutti. A te, anche a Cam, mille in bocca al lupo e cari ascoltatori, noi ci sentiamo, ci vediamo martedì della settimana prossima e come si suol dire, buona Pasqua Andrea! Ciao a tutti, buona Pasqua.